Noi continuiamo a mantenere un livello alto di iniziative, ma purtroppo i finanziamenti calano, soprattutto il Comune ha deciso di azzerarci praticamente il contributo che era sempre arrivato fin dai tempi dell'Unità d'Italia, non so prima, e che ci crea un grosso problema. Vorrei ricordare che l'Ateneo svolge una funzione di attore civico, in assenza di un'amministrazione comunale, in assenza di un consiglio comunale, questo è l'unico luogo nella città dove si discute del futuro della città, quindi preghiamo il Comune di non considerarci alla stregua di una bocciofila, pur con tutto il rispetto che abbiamo per le bocciofile. Noi cercheremo di presentare dei progetti in parte realistici, in parte fantasiosi, dedicati a un tema interessante di cui si parla poco nonostante tutto in una dimensione generale, quello della mobilità tra le varie parti di una città estremamente complessa come Venezia.